Provoca un frontale e scappa senza fermarsi a prestare soccorso alle due ragazze che viaggiavano in auto con lui e alla conducente della vettura con cui si è scontrato. Identificato nel pomeriggio di ieri dalla polizia stradale e dalla squadra mobile di Udine, il conducente, un marocchino di 25 anni, HH le sue iniziali, residente a Tavagnaco, è stato denunciato per omissione di soccorso, fuga e guida senza patente. L'incidente era avvenuto ieri mattina a Fagagna. Il giovane era alla guida della Fiat Punto di proprietà di una delle due ragazze, due udinesi di 18 e 23 anni, che viaggiavano con lui e sono rimaste ferite, tuttora ricoverate in ospedale a Udine, quando si è scontrato con una Passat condotta da una donna di 28 anni, anche lei lievemente ferita. Un cittadino tunisino di 23 anni, Mohamed Yebali, è stato arrestato dalla polizia di Udine per danneggiamento aggravato, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Il giovane è entrato in una gelateria in evidente stato di ubriachezza e dopo aver inveito contro il gestore ha dato in escandescenza devastando il locale. Successivamente ha aggredito gli agenti intervenuti per riportare la calma. Al tunisino è stata anche notificata una sanzione per ubriachezza e un foglio di via da Udine. La Procura di Udine ha chiuso le indagini sulla morte di Veronica Surian, 14 anni, di San Michele al Tagliamento, deceduta l'8 gennaio in ospedale a Udine dopo essere stata trasferita d'urgenza dalla Tisana, dove era stata ricoverata il 2 gennaio per forti dolori addominali. L'avviso di conclusione delle indagini preliminari è stato notificato al chirurgo dell'ospedale di La Tisana, Giuseppe Cannarozzo, 58 anni, che il 2 gennaio era di guardia. Secondo l'accusa, il chirurgo avrebbe formulato una diagnosi errata di sindrome gastroenterica, escludendo patologie chirurgiche, mantenendola ferma nonostante il peggioramento del quadro clinico della giovane. Affetta da una malformazione congenita, un'ernia di Boche-Dalek al diaframma, rimasta latente fino a quel momento, Veronica venne portata in sala operatoria con un ritardo quantificato dalla procura in 4 ore ed entrò in arresto cardiocircolatorio. Secondo l'accusa, un tempestivo intervento chirurgico avrebbe potuto salvarle la vita. La procura ha chiesto invece l'archiviazione per gli altri 5 medici, il medico curante Carlo Alberto Valentinuzzi, le pediatre Mariangela Faneco e Giuseppina Bartolazzi, l'anestesista Antonio Marchio e il chirurgo Luigi Russo, che avevano seguito Veronica, inizialmente iscritti nel registro degli indagati. Cominceranno nel prossimo mese di agosto i lavori di predisposizione del cantiere che servirà per le attività di asportazione previste nei mesi di ottobre e novembre di una parte dei materiali inerti presenti nella diga dell'Ambiesta a Cavazzo Carnico. Lo ha annunciato Edi Power, precisando che le attività che verranno effettuate recepiscono appieno le osservazioni effettuate dagli enti e dalle associazioni durante gli incontri di presentazione del progetto e quanto richiesto a tutela del territorio dalla Regione Friuli Venezia Giulia. Qual è la situazione dell'artigianato nella nostra regione? Credo sia una situazione abbastanza critica, abbastanza particolare, un po' la crisi che si sta accentuando, questa crisi che ormai viaggia per il 7° anno, che pensavamo fosse superata, ma in realtà siamo ancora dentro. Ma più di crisi a questo punto parlerei di un cambio epocale del sistema economico, per cui anche il mondo dell'artigianato, oltre che a soffrire gli effetti negativi congiunturali, ma sta anche soffrendo la crisi di possibilità di prospettiva. Che richiesta avete fatto alla Regione in tal senso? Diciamo, abbiamo chiesto di ragionare anche di fare alcune integrazioni al piano industriale, ma di ragionare, di continuare nel ragionamento che dal riassetto, attraverso il riassetto istituzionale, si ipotizzi un modello di sviluppo che vada a premiare le eccellenze che ci sono. E qui questa regione ha delle infrastrutture ottime che possono essere completate, ha una situazione logistica geografica invidiabile e all'interno dell'Europa comunitaria. Credo che dobbiamo avere il coraggio di rimettersi in discussione e guardare un modello di sviluppo diverso. Qual è l'area in maggiore sofferenza per quanto vi riguarda? Abbiamo la zona di Udine, la zona di Manzano e poi ci sono altre zone nella regione, ma la zona di Udine e Manzano che sono quelle che oggi sono quelle che stanno soffrendo di più.
28 luglio 1914, una data particolarmente significativa e drammatica per il Friuli. Se ne parla quest'oggi in provincia. Stamattina proprio alle ore 12 eravamo presso la Basilica di Aquileia, dove c'è uno splendido busto realizzato da uno scultore che si chiama Furlan, detto lo scultore delle trincee, perché passò il 1916, uno degli anni del conflitto, proprio in prigionia, e abbiamo deposto una corona insieme ai sindaci dei 14 comuni che all'epoca del conflitto facevano parte dell'impero austro-ungarico. Quindi la peculiarità della nostra terra è stata questa, devastante e proprio pregnante per il nostro territorio. Eravamo divisi in due, quindi come il titolo di una pubblicazione che abbiamo fatto qui in provincia un paio di anni fa e che è disponibile, fra le altre cose ne approfitto, sul sito internet, liberamente scaricabile, Fratelli contro. È stata questa la peculiarità più devastante di questi primissimi momenti del conflitto mondiale. Quindi un momento di raccoglimento stamattina insieme ai sindaci che rappresentano la popolazione, le persone vere che hanno sofferto veramente questa terra, i contadini, le persone più semplici hanno vissuto sulla loro pelle, proprio le donne, i più giovani, ma anche i più anziani. Quindi un momento veramente, veramente molto duro che noi vogliamo ricordare con il cuore e con un convegno appunto in corso in questo momento oggi pomeriggio per fare un attimo il punto storico su quelli che furono i primissimi anni del conflitto mondiale. Museo Friulano di Storia Naturale, le ultime novità lo vedono probabilmente sorgere, costi permettendo e opposizione permettendo, presso l'ex macello. Sì, questa è l'ultima ipotesi avanzata dall'assessore alla cultura e anche dal sindaco della cultura Federico Pirone. Su questa proposta c'è stata una reazione da parte dell'ex consigliere Riccardi, anzi consigliere tuttora Riccardi, del PDL, che dice invece di fare il museo è opportuno che il Comune lavori per coprire le buche nelle strade. Sono d'accordo sul coprire le buche e anche i buchi fatti nei bilanci nella passata legislatura in Regione. Ad esempio li ho citati 47 milioni di buco fatti dal consorzio Ausaccorno, 47 milioni sprecati totalmente per comprare i terreni e non poterli rivendere. Per cui un po' più di attenzione per i lavori pubblici inutili, e ne ho citato solo l'ultimo perché ce ne sarebbero altri, quello ad esempio della scala ferroviaria di Cervignano, lì 450 miliardi, dove sono coinvolti tutti. I soldi per l'ex macello ci sono già stanziati, ma cosa cambierebbe rispetto all'ex frigo? L'ex frigo resterebbe una struttura cadente, frutto di una scelta scellerata ancora fatta quando c'era in consiglio l'attuale senatore Gianna Malisani. Hanno comprato per 2,4 milioni un edificio che deve essere ristrutturato e che resterà lì e che l'attuale giunta comunale di Udine si trova sulla schiena. E resterebbe lì perché non ci sono i fondi per andare avanti con quel progetto. Carovana delle Alpi 2014, per quanto concerne il Friuli Venezia Giulia, Lega Ambiente, che realtà positive ha segnalato? Abbiamo 2 bandiere verdi, è stata una lotta serrata fino all'ultimo voto e questo è un fatto positivo. Una bandiera verde l'abbiamo assegnata ai comuni della Valle del But, una decina di comuni, e l'APE, cioè l'Agenzia per l'Energia del Friuli Venezia Giulia, e alla SECAP, che è una società elettrica cooperativa, per un progetto orientato all'autosufficienza energetica della valle. Nel territorio montano questo è un fatto estremamente nuovo e anche positivo. La seconda bandiera verde l'abbiamo invece assegnata a Damiano Nonis di Mountain Wilderness e ai suoi amici, che sono stati protagonisti di una grande operazione di pulizia dell'Alta Valle dell'Arzino. Non è stata una pulizia da una raccolta di rifiuti come se ne fanno tante che sono tutte meritevoli. Per quanto riguarda invece gli aspetti negativi abbiamo una segnalazione di possibile bandiera nera a Edi Power che diciamo purtroppo è abbonata a questo premio in negativo. E la segnalazione riguarda il progetto che non è stato ancora attuato e speriamo che non venga attuato di sfangamento del lago di Verzenis che rischia
nonostante le tecniche e le soluzioni siano diverse, di riprodurre quello che c'è stato nel febbraio del 2013 lungo la Valle del Lumiere del tagliamento con lo sfangamento del lago di Sauris. La bandiera nera infine è stata assegnata al presidente di Carnia Welcome. Problemi di viabilità e sicurezza stradale a Pieris, frazione del comune di San Canzian di Sonzo, divisa in due dall'attraversamento a raso della strada statale 14 Venezia-Trieste. Da tempo si studiano soluzioni alternative, ma per ora la tanto attesa fumata bianca non si è mai annunciata. Se di fatto l'autostrada ha levato il traffico pesante verso l'est, i problemi sono rimasti come cavilli burocratici. L'arteria presenta agli occhi dell'utente tutti i segni del tempo. Incroci con regolazione semaforica a breve distanza, la careggiata stretta e il conseguente imbuto che si forma. Via veloce per raggiungere la zona industriale ovest di Monfalcone, vicina all'aeroporto di Ronchi dei Legionari, e strada alternativa per grado. Una variante sarebbe il minimo, ma dove e come farla? Negli ultimi anni l'urbanizzazione crescente ha coperto gli spazi disponibili per il bypass. Il sottosuolo ha fatto emergere interessanti resti di epoca romana e via dicendo, che portano alla chiara e nitida conclusione. La variante è già partorita prima ancora di nascere, da chiarire se si tratta di aborto spontaneo o interruzione volontaria. Il comune di Monfalcone, su delibera del Consiglio Comunale, ha deciso di vietare il transito ai mezzi lungo tutta la tratta cittadina della 14, obbligando chi di dovere a instradare il trasporto su gomma via autostrada, con entrata a Monfalcone Ovest di Puglia e uscita a Monfalcone Lisert. Di qui i mezzi pesanti, tramite la bretella, raggiungono successivamente il porto. Una domanda chiara e trasparente in conclusione: perché non si usa la ferrovia già predisposta al trasporto merci, sfruttando successivamente i due raccordi ferroviari presenti presso la stazione di Ronchi Sud, vedi tratta per la Fincantieri e zona sud-ovest Brancolo Schiavetti? Il solito male italiano. Il nostro gruppo Media Triveneto ricerca un coordinatore commerciale addetti alla vendita di pubblicità nelle regioni Friuli, Venezia Giulia e Veneto. In particolare le aree interessate sono Pordenone, Udine, Portogruaro, Trieste e Treviso. Interessati o interessate potranno telefonare in orario d'ufficio allo 0434 55 14 55, lasciando le proprie generalità e numero di telefono per il colloquio preliminare. Previsioni del tempo per giovedì 31 luglio. Avremo cielo da poco nuvoloso a variabile, sarà possibile tuttavia qualche rovescio locale temporale al pomeriggio, specie nelle zone interne. Venti a regime di brezza. L'informazione per oggi su Canal Furlan termina qui. Come sempre, grazie per l'ascolto, alla prossima.